Eccoci, siamo ritornati insieme amici, passata un'altra settimana, ci ritroviamo in diretta come di consueto su Teleuropa Network con Al Lupo Al Lupo. Il numero ormai lo conoscete sia per i WhatsApp che da qui a poco apparirà in sovrimpressione, sia anche il numero di telefono che è il cellulare, il 330 4698 98, questo è il numero per intervenire alla trasmissione. Momento difficile, insomma, coronavirus, terremoto, insomma, che più ne ha più ne metta, però questa sera ritorniamo a parlare di calcio, in modo particolare poi sentiremo durante la serata anche questa prossima partita che si dovrebbe, disputare a Venezia, ma molto probabilmente non si sarà. Domani mattina sapremo di più se si giocherà a porte chiuse oppure verranno rinviati i campionati. 330 4698 98, io vado velocemente a salutare gli ospiti, non c'è insieme a noi Erika, la salutiamo, siamo in versione ridotta questa sera, non per il coronavirus ma anche per questo discorso anche del terremoto oggi pomeriggio, ma in qualche modo siamo dallo studio di Cosenza, quindi ritorniamo con Al Lupo e saluto velocemente insieme a me questa sera, ormai lo conoscete tutti, Elio Principato, il nostro super tifoso del Cosenza, che quando parli io non ho peli sulla lingua, dico quello che penso e del resto fa bene. Ciao Elio. Buonasera a tutti, ma giustamente dicevo a microfoni spenti a Padre Fedele che questo Chi è Padre Fedele? Ma tu l'hai già presentato? Sì, Stavo presentando a me, ma io sono venuto perché c'era Padre Fedele, altrimenti questa questione del terremoto non sarei venuto perché purtroppo c'ho a casa e Padre Fedele adesso ci chiederà senz'altro che non l'ha saputo, ma me lo dirà, del mio nipotino. Non sapevo, complimenti, è arrivato un altro tifoso. Salutiamo Padre Fedele, salutiamo anche Michele Cerato, su tutte e tre, vedi? Padre Fedele e Michele Cerato. Buonasera. Però poi ci fa una benedizione. Questo stavo dicendo, no? Io non sapevo di questo grande evento, è nato il piccolo Elio, complimenti ai genitori e complimenti a te nonno, quindi mi raccomando di crescerlo bene con la sciarpa sul collo, sempre per salute. Auguri, e io farò una benedizione particolare per questo nipotino. E infatti dicevo questo, che essendo questo un mese bisestile, quindi ci sono tre cose che non faccio. Tra sto virus, come si chiama? Coronavirus. Sì. Il terremoto oggi e Cosenza che non va. Allora Padre Fedele, una proposta facciamo. Annulliamo tutto il campionato, Serie A, Serie B, perché se si deve giocare a porte chiuse, annulliamo tutto, cominciamo un altro anno, e così Guadascio, l'amico tuo, rimane contento perché un altro anno se andiamo un altro anno farà sicuramente. Elio ha scritto una lettera. Sì, l'ho letta, io ho letto sia la lettera di Padre Fedele che la risposta del presidente di Guadascio, e ci voglio fare poi una domanda, non so se ce la faccio subito. No, aspetta, fammi salutare anche Michele. Fa salutare che poi ci voglio fare una domanda a Padre Fedele a proposito della lettera di... Allora Elio, non si chiama Padre e Fedele, Padre Fedele. Io lo conosco come Padre e Fedele. È Fedele. Che diavolo. Ma cambiate la sta cosa. Padre e Fedele. Non Padre e Fedele. Ho capito, vabbè. Allora, il Monaco. Che più bella cosa, c'era un film, il Monaco, ti ricordi? Io dopo... Allora, il Monaco Santo. Allora, il Monaco, buonasera, benvenuto Padre Fedele. Pace bene a tutti, ben trovati. Se non ti avvicino un microfono non ti sente nessuno. Pace bene a tutti e grazie. Trovato. Però io prima di iniziare, perché poi mi chiamano, mi scrivono, mi hanno già chiamato molti tifosi anche di Acri, dove tu la Montagnola sei stato, insomma, se vuoi salutare gli amici del comprensorio di Acri, ti lascio il microfono, facciamolo subito, se no poi mi dimentico. Prego. Allora, Acri è la città più bella che io abbia conosciuto, un paese dove io ho fatto tanto, la Basilica, la Montagnola, la Basilica del Beato Angelo, adesso Sant'Angelo, e questo paese meraviglioso che è entrato nel mio cuore. Gli acresi amano Padre Fedele e Padre Fedele ama gli acresi. Dovunque nel mondo io parlo di questo grande paese perché c'ha un'accoglienza travolgente, veramente allettante, indescrivibile. Se non ci credete andate ad Acri e quando poi entrate con un amico di Acri in un bar vedete se vi fanno pagare. Dico soltanto questo, non parliamo quando poi vi invitano a pranzo e a cena, che cosa c'è,
ma passare per le vie di Acri è una bellezza. E allora abbiamo salutato Grazie agli acresi, No. continuate ad essere così che io vi amerò sempre e voi cercate di amarmi. Grazie. Ci siamo tolti questo pensiero perché mi chiamano, mi scrivono Angelo, anche il mio amico Angelo Ferraro che mi ha chiamato, però ti volevo chiedere, padre Fedele, tu anche sulla Ionica Regina sei stata nelle zone diciamo molto. perché quando sei venuto qui ospite più volte insomma ti chiamavano Molto, anche molto. da me. Poi dicevo, parliamo di questo discorso di Guarasci. Allora, Michele Ceraso, buonasera, benvenuto anche a Michele. Buonasera, grazie per avermi invitato, ma mi stai invitando dall'inizio, ma tu quindi porti un bene, grande, quest'anno sembra Insomma, insomma, non è che stia andando molto bene. Guarda lì quale camera Sì. vuoi, la 1, la 2, la 3, sono 3, ecco. Se la 1 costa 12 euro, la 2 non lo so, quale vuoi padre Fedele? Chi la costa il No, io guardo a te, quindi... guarda a me, vabbè. Allora, voce e microfono naturalmente perché Elio Principata, a microfoni spenti, ha detto questo, ha fatto un calendario, fallo mostra che se dopo non lo potremo Non fare è più. che ho fatto il calendario. Allora, ha fatto, dice, Non ho praticamente il fatto il Cosenza si salva. No, praticamente non ho so quante fatto- punti non ho- arriviamo, non si 47, sa. 48, non so Non ho quante- fatto il calendario. Ma dove Intanto ai saluti. Eh. Cominciamo a dire che io devo mandare saluto a un caro amico mio che come quelli di Acre, gli altri amici dello stesso paese, io volevo dire tutti i tifosi di Amandea. Ci spostiamo sulla Tirrenica, Ecco, sulla costa un tirrenica. saluto particolare lo voglio fare a Rocco Munno, Lo salutiamo, che Rocco, vendeva la bicicletta, adesso lui si è dato alla bicicletta. ha pensa fatto che bene, all'età sua si è meglio dato- la Caro bicicletta che all'ippica. Caro comunque. Rocco, io ti mando tanti abbracci e saluti e ci vediamo d'estate Sì. alla Mandea con il professore Besaldo. Ci sono un sacco di tifosi di Amandea. Però che bella Il cosa, calendario vedi, che dicevo non è che è quello. Io sono convinto dai calcoli che mi sono fatto, padre Fe, guardando il calendario, che non perdendo a Venezia Sì, noi potremmo arrivare a 46 punti, addirittura. a pari punti del Pisa, però considerando che a Pisa abbiamo vinto e qui a Cosenza vinceremo con il Pisa, essendo a pari punti ci salviamo noi e il Pisa no. Io ho questa vaga impressione che chi scende, mettiamolo, poi vediamo, cioè Livorno, Trapani, Pisa e Venezia. Secondo me queste 4 squadre sono quelle che scendono. Mi potrò sbagliare, ho fatto i miei calcoli, che facendo un incastro di partite con e guardate un'altra cosa, che a 32 punti c'è pure la squadra che ieri ha perso a Crotone 4-1, che non è che si è messa tanto bene il Pescara, che se è andata a vedere il calendario il Pescara dovrà faticare per arrivare a 44-45, ma dato che tutti dicono, e ho giocato parecchie scommesse, che la salvezza è a 43, 40, la salvezza è a 46-47 punti, secondo i miei calcoli, non i calcoli degli altri. Quindi, Certo. e poi c'è un altro fattore. Qual è il Padre fattore? Fedele. C'è il fattore della fortuna di Guarasci, perché Guarasci è un uomo che è nato fortunato. Tu nella lettera che hai fatto, che hai scritto, che adesso ci spieghi, poi io ti voglio fare una domanda, non hai messo la sua fortuna, cioè non ha messo i soldi, ma ha messo la parte di dietro, cioè è stato, siamo andati in Serie B, secondo me per la fortuna, perché se Biggio Arcidiacono con un Leonzio segna a Chirugodo, noi ce ne usciamo proprio dai playoff. Ecco la fortuna, si è fatto male Perez e si è fatto male Bacchetti, sono entrate Okereke Tutino. Bacchetti E siamo Tutino, andati. Tutino, Vabbè, sì. Tutino è venuto Palmiero, per esempio, l'anno scorso. Vabbè, tu dici che Guarasci è fortunato. È fortunato perché l'anno scorso un Palmieri, Mo tu dimmi una cosa, un fatto di- l'andata padre Fedele non ha fatto una partita, giocava a Mungaro al posto di Palmieri, è uscito nel girone di ritorno Palmieri, e può darsi che nel girone di ritorno
esce che è prezioso, perché Canutè ormai non lo so fino a che punto esce, insomma. Dice la sera, Canutè. Sera, le piace, dicono che scusa, le la sera, piace, dicono che gli vabbè, piace, comunque. dicono che gli piace Vabbè, andare ma una di la esce, sera qua. e mica possono stare a casa. È giovane, ha 21 anni. Allora, comunque ragazzi, sono state già 35 le partite di Serie C che sono state rinviate, quindi non si gioca in Serie C, nel girone A, girone B, non so poi domani che succede. Lui dice praticamente di annullare proprio questo campionato. Tutti i campionati Serie A, Serie B, Serie C, tutti i campionati sanno, è una proposta, tu come la vedi? Faccia la domanda, dopo che parli del presidente. No, la devo fare dopo. Te fa dopo. Va bene, allora, padre Fedele, te la faccio io una domanda. Ecco, quando uno partecipa a Miss Italia, dice cosa ti ha spinto a partecipare a Miss Italia, alle ragazze di solito chiedono il presentatore. E adesso ti dico, cosa ti ha spinto a scrivere questa lettera indirizzata a Guarascio? Prima di tutto dico che è una lettera molto gentile, una lettera rispettosa, tant'è vero che io ho concluso augurando, dico, se cambi noi ti seguiremo. Ma io sono un frate ultrà, non è che Guarascio questo non lo sa. E quando senti i cori, Guarascio parla a quel paese, c'è un motivo. Io sono un frate ultrà e questi ragazzi io li devo ammirare, li ammiro, sì, perché vanno fuori casa, forse è l'unica tifoseria in Italia che va fino a Venezia, va fino a Pordenone, ma non 50 persone, ma vanno 700, 800 persone. Noi dobbiamo avere rispetto di queste persone. E allora io ripeto quello che ho detto, deve cambiare, guarda, non si può fare un campionato facendo come abbiamo fatto l'anno scorso a San Giovanni in Fiore, quando abbiamo presentato la squadra con 10 giocatori, ma scherziamo, devono essere tutti presenti al raduno, o mi sbaglio? Io non mi sbaglio, e allora noi incominciamo il campionato perdendo le prime partite, andiamo a gennaio alla riparazione, e veniamo bocciati anche là. Adesso che cosa facciamo? Di chi è la colpa? Carissimo Guarascio, tu ti devi dare una cambiata, ti devi dare una strezzata, perché noi abbiamo avuto presidente con la lettera maiuscola. Io mi riferisco a Serra, mi riferisco all'avvocato Carratelli, mi riferisco a Pagliuso, mi riferisco a Padre Fedele che ha salvato anche la squadra quando c'erano 2 campionati. Noi ci diamo l'anima, carissimo Presidente. Io non dormo la notte quando il Cosenza perde. E io ho la mia età, mica posso stare sempre coppa di mano. Come me ci sono parecchie persone che hanno il pessimaker. Caro Presidente, deve cambiare, se no è meglio dare la mano, te lo ripeto di nuovo, perché io sono l'espressione dei ragazzi ultrà, voglio un bene da morire, e i ragazzi ultrà sono con me. Caro Presidente, non è che sia stato tu a portarci in Serie B, in Serie B ci siamo andati noi tifosi, perché abbiamo spinto proprio il pallone nella rete, e quando siamo andati a pescare il sottoscritto ha ordinato i pullmani andare metà sul Tirreno e metà sul Ionio e metà sull'Adriatico, e siamo andati insieme. Però io non ho tagliato la torta quando il Cosenza è andato in Serie B. Io sono stato dietro le quinte, addirittura mi era stato preso un colpo al cuore perché non mi hanno fatto neanche entrare gli steward. Io mi sono litigato, carissimo Presidente. Padre Fedele, un ex presidente del Cosenza, si deve litigare per entrare in campo. Allora, carissimo Presidente, te lo dico col sangue agli occhi, tu devi cambiare, ci devi portare in Serie A. Se non lo fai, come si fa? Facendo soltanto pubblicità così? No, non si fa così. Io ti rispetto, ti voglio bene, però ti devo dire che i ragazzi ultrà sono veramente stufi di questa situazione. Noi non possiamo stare così, sempre in apprensione, e lasciamoci stare, Presidente. Una domanda proprio qui. Allora, faccia la domanda. Faccia la domanda. Ti devo calmare, aspetti che... Calma. Io sono... Faccio parlare a Michele prima. No, vai che mo signore scaldato, dai. No. Perché scusa pure tu. Assolutamente, è un piacere. Io sono il Presidente Guarascio.
volessi dire i soldi suoi, ma non altro. Sono il presidente Guaraci e assumo alle mie dipendenze un allenatore, un direttore sportivo e tutta la maestranza che c'è, direttore te. Dico al direttore sportivo: caro direttore sportivo, io ho un budget di 1 milione, ti do 1 milione, mettiti d'accordo con l'allenatore e vai a comprare i giocatori che fanno per il Cosenza. Io vado a comprare i giocatori e ci sono giocatori che costano 10, giocatori che costano 20, che sono buoni. Allora io che ne piglio 4 giocatori da 10 e quindi arriva a 40 e non piglio 2 giocatori da 20 che sono buoni. Questo ha fatto questo signorino di Lecce, che tutti stiamo attaccando, e sono d'accordo con te che Guarascio come presidente non è un tifoso, quindi uno che dice faccio il presidente per hobby significa come il direttore sportivo. Io da Cosentino non accetterò mai che dalle televisioni abbia detto che i giocatori non vengono a Cosenza perché non c'è appeal. E allora ti faccio questa domanda: la colpa di chi è in questo momento? Non hai capito, Elio, non hai capito, spiegaci bene che significa vuol dire, vai, spieghi. Non c'è. Un direttore sportivo, Diglielo, quando è stato in televisione, ha detto che i giocatori che doveva pigliare non sono venuti a Cosenza perché a Cosenza non c'è appeal, diceva lui. Che significa? Cioè che Cosenza Non gli piace Cosenza non è ai una città di giocatori. 4 soldi, ha voluto dire ai giocatori non c'è. E allora ti faccio questo: tu hai fatto bene a farla a Guarascio, però assieme a Guarascio sono anche, se non sia mai, facciamo un corno, tocca fittone, facciamo un corno, tutti se non sia mai scendiamo, la colpa ce l'ha in prima il presidente che non è un nenno però maggiormente il direttore sportivo e anche l'allenatore, che tutti ormai ne escono pazzi, perché a posto di Braglia io, quando non mi ha dato i giocatori, io avrei pigliato e mi avrei detto arrivederci. Vabbè, però, presidente, me ne va. Scusami, allora, cioè tu non arrivi al punto tale di accettare quei giocatori che questa persona di Lecce ti ha dato. Quindi qui è la risposta che io vorrei da te. Allora, ecco, vorrei da te, se questo direttore sportivo tu hai mandato via Braglia, assieme a Braglia dovevi mandare via anche a Trinchera. Ah, tu dici che quando viene esonerato l'allenatore... No, esonerato, lo doveva mandare via dal momento in cui quello che dice padre Fedele, questo ha portato giocatori, giocatori con contratti di 2 anni, giocatori che l'hanno mandati via da Salerno. Ha portato giocatori che l'hanno mandati via da Perugia, ha portato giocatori che sono tutti in prestito, perché chi è in prestito lo sa che se ne frega, e gioco tanto per giocare, tanto poi me ne deve andare, comunque un Pierino, no? È venuto il padre, dice no, mio figlio deve giocare, altrimenti se ne vuole andare Pierino, arrivederci, a porte aperte, è in prestito e vattene. Qui è tutto il gioco, padre Fedele. Diamo tutta la colpa che vogliamo noi, perché è un presidente che non ha nell'anima il cos'è, però a colpate erano anche quei 2 signorini che sono stati ad accettare quello che il presidente ha fatto. Però, scusa, questo è il mio pensiero. Però scusa, padre Fede, guarda, Elio, qua dobbiamo anche dire che poi Trinchera qualche giocatore pure buono l'ha portato. A chi l'ha portato? E diciamo il nono che ha portato. Vabbè, non che ha portato, non sono Chi l'ha giocatori tuoi. portato? E poi su Ocherè che l'ha trovato lui, tutti Palmiro l'ha trovato lui, cioè poi l'ha trovato Pereira. Ma vogliamo parlare di Ocherè? Vabbè, l'ha portato lui. Vogliamo parlare di Ocherè? Ho capito, Elio, però qualche giocatore l'ha portato. Ocherè che l'hanno dovuto curare. Allora, che sicuramente al mercato adesso di gennaio ha portato 3 giocatori che secondo me non sono di categoria superiore, non ti fanno fare la differenza, io poco ma sicuro. Sicuramente abbiamo parlato di Greco che non è un giocatore, non è in condizione, è andato via, altri Schiavi che non abbiamo visto. Ci sono dei giocatori che purtroppo ahimè l'avrà sbagliato. Poi tutto sommato oggi tirare
No, io voglio la colpa. Patria e Fedele. Sì, ho capito, No. ma mo, Elio, noi dobbiamo uscire Ma deve nei migliori dei rispondere modi. Patria e Fedele. Ancora, l'hai detto anche tu, non è perso niente, sicuramente ancora No, c'è io tanto. secondo me, però sempre che questi giocatori ci mettono l'anima, Vabbè, perché non se è che giocano devo come dire, un ma primo guarda, tempo io- Patria e Fedele. Scusami, Allora poi cominciamo Elio. a ritempi bene. Scusa, Tu ma te hai ricordi giocato con il Morrone? Frosinone Al Morrone ti due ricordi gol tu? a 20 minuti, la partita era finita, però ti voglio dire, già da questo, se uno non è in condizione, io l'ho detto anche a Pillon in conferenza stampa, se vedi che Canutè non è in condizione, non è in partita, toglilo. Un allenatore è bravo quando in corsa Vabbè, cambia non la parliamo di partita. queste cose. Allora voglio dire, modulo, Perché chi se i giornalisti, e allora siete tutti tecnici e tutto allenatore, non sono nessun tutti tecnici e allenatori. Allora lascia perdere, tu tieni cucchiere, tutti. ce l'hai con. Con Però tutti. ti voglio dire, si vede ormai sto calcio lo masticano un po' tutti, non è che, Che qua, mazza. le partite li vediamo. Allora a questo punto dobbiamo anche capire che oggi il campionato è lungo, ci sono ancora 13 Vabbè, ma partite. perché mi risponde tu, mi risponde a No, ti Patria risponde Fedele? Padre Fedele, che vuoi Padre dire Fedele. Elio? Forse c'è la pubblicità, ci dobbiamo fermare. Padre Fedele risponde, Invece. un attimo veloce, ci dobbiamo fermare. Mi sa che tutti fanno parlare dopo domani. Michele voleva parlare, però Michele lo ritroviamo subito dopo questi brevi consigli pubblicitari. Ricordiamo che siamo in diretta su TEN alle 21:27, la linea al nostro Giuseppe Costanzo, la regia centrale. Prego Giuseppe. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Ed eccoci ritornati in diretta, amici, le 21:31, in diretta su TEN con Al Lupo. Io leggo un po' di messaggi, poi vi do subito la parola a Michele e a voi. Allora, salve, sono Giuseppe da Acri, un carissimo saluto a voi tutti, in modo particolare a Padre Fedele. Secondo me il Cosenza si salva ampiamente, quindi probabilmente concluderà il campionato, insomma, a quota, non ve lo dico perché ci gira la testa. Adesso telefonate su 330, ricordo siamo in diretta, 469898. Caro Fabio, devi dire ai tuoi ospiti che il campionato di calcio in Serie A non può essere interrotto perché c'è il campionato europeo di calcio. Va bene, chiamatela per un attimo, adesso andiamo in diretta, un attimo, grazie, un attimo. Allora, non ha importanza dove siamo nati, quando e come, dove si sono avuti i primi approcci con il calcio. Per diventare un appassionato tifoso, il Cosenza è una malattia che dura tutta la vita, fino alla morte, forza lupi. Buonasera, sono Pasquale, un saluto a tutti voi, in particolare al grande Padre Fedele, forza Cosenza. Caro zio Elio, le ricordo che Trinchiera ha portato a così giocatori senza soldi, di ottima levatura, Braglia, non lo so così, smettiamolo di criticare Braglia, ricordiamoci che per restare con il nostro grande Cosenza ha detto no a piazze importanti come Bari, e da tanti soldi che Da Laurentiis si voleva dare, insomma, secondo lui, con tutte queste vergogne arbitrali, il Cosenza avrebbe avuto 35 punti. Perché non parlate mai del tartassamento avuto con gli arbitri? Perché gli arbitri. Allora c'è una telefonata, sentiamo chi abbiamo. Pronto Fabio, buonasera, sono Anton Giulio da Catanzaro. Buonasera Anton Giulio, benvenuto in diretta, prego. Volevo Prego. salutare i tuoi ospiti, visto il momento purtroppo non bello in Italia, in Calabria in particolare, col terremoto. Sono solidale con voi del territorio cosentino. Grazie. Volevo fare gli auguri ad Elio, a zio Elio, per il nipotino, perché è una cosa bellissima, è una cosa bellissima, e quindi al di fuori del colore del tifoso, che sia giallorosso o cosentino, certo. non è la cosa più bella è avere queste cose. Un nipotino porta la gioia a un nonno. Volevo salutare il Monaco, il nostro amico Monaco che seguo, e ultimamente ho visto che ha fatto partire un buon tir per il Madagascar, una cosa bellissima. Come ti seguono? Guarda che ride, ha accennato un sorriso, era incavolato nero, andò giù, ma adesso un po' di sorriso, facciamo un primo piano. Si occupa di solidarietà, che è la cosa importantissima. Bravo, hai fatto bene a ricordarlo. È una cosa importantissima, e al di fuori, torno a ripetere, dell'aspetto calcistico, queste cose vanno al di sopra di tutto. Io volevo giusto dire, e poi concludo perché sennò poi mi dilungo, un in bocca al lupo al Cosenza. Mi dispiace che è andato via Braglia, che per me, secondo me, è un top player della Serie B.
mi dispiace che sicuramente non ha avuto la squadra ottima che poteva avere per fare un buon campionato e far sì che il Cosenza si potesse salvare ancora prima di questi momenti purtroppo tristi che sta portando. E poi un in bocca al lupo va alla Regina, perché da calabrese, e un in bocca al lupo va alla mia squadra del cuore, sicuramente. Sì, dai, ci voleva, che praticamente sei non un è tifoso, guarda, tu sei un tifoso calabrese, ma tu vai allo stadio ogni domenica, dove vai? Io seguo il Catanzaro tutte le partite, in casa e fuori casa. Addirittura. Ma mo c'è martedì, mercoledì, quando giocate? Mercoledì purtroppo c'è un problema, perché stiamo aspettando che la Santelli dirami sicuramente un comunicato dove non si farà la partita. Ma poi scusa, ma mi fate capire perché non si fa la partita? Fatemi capire perché. Perché dicono che devono chiudere. Ma non è chiudere, che cosa devono chiudere? Scusa, mi fate capire perché devono chiudere? Chi sei stato in Africa con la lepre? Mi padre Fedele, tu hai avuto mascherine, io ti ho dato la mascherina stasera, l'avvocato pugliese mi ha dato la mascherina per dargli a padre Fedele. Purtroppo non l'ho voluto indossare, però ti voglio dire, no? E c'è di che cosa? Visto che stanno arrivando tutti questi ragazzi del nord, sta gente sta arrivando qua, mo mi chiudo il campo per fare una partita mercoledì. E a che serve? Cioè, fatemi capire. Ti posso dire una cosa in più, Fabio. Vabbè, stamattina all'aeroporto di Lamezia sono arrivati dei voli da Bergamo senza nessun controllo. Lo sappiamo, e appunto questo mi riferivo, ma non solo agli aerei, anche i pullman dei ragazzi sono scesi. Stanno scendendo dal nord tutti i ragazzi universitari e tante altre Lasciamo persone. perdere, ritorniamo al calcio, che è meglio, perché sennò ci arrabbiamo, entriamo in discorsi che ci interessano in questo caso, forse ci interessano più questi oggi che quelli, però in qualche modo il messaggio è arrivato. Prego. Non è un momento bello per il Catanzaro, visto dopo il 4-0 partito, io ci sono stato a Brindisi, quindi mi dice Elio che aveva assegnato Perez, quello che era con noi. Doppietta. Meno male, questo è uno che insomma il problema qual è? Che noi non siamo proprio entrati in campo. Vabbè, una cosa anche il Cosenza la scorsa settimana con il Venezia Penoretti, insomma, non è entrato in campo 20 minuti dopo 20 Il problema è che penso che noi ci stiamo preparando per i playoff, perché tentare almeno di entrare come ha fatto per fare i playoff, penso che ce la facciamo. Poi naturalmente sai come funziona, i playoff sono una lotteria. Allora c'è Zio Elio che ti vuole ringraziare per gli auguri che hai fatto per il nipotino. Ci mancherebbe. Zio Elio, sono contento per la nascita di tuo nipotino. Pensa tu, ma sapere una cosa, l'ha detta già l'altra volta, il figlio Luca, che saluto, Luca praticamente, la prima sua compagna era di Catanzaro, la seconda è di Salerno, quindi figurati un po'. Con la Salernitana avete il gemellaggio? Sì, è un rapporto unico abbiamo, con la Salernitana e con Catanzaro. Il DNA è il rosso blu, va bene. Ha detto padre Fedele, la terza sarà di Reggio Calabria sicuramente, va bene. Ciao. Io vi auguro una buona serata e un in bocca al lupo a tutti per tutto. Grazie a voi. Ken, tu lo segui a Catanzaro, lo seguite con grande... Come no, io lo seguo, sì. Ciao Fabio, sei un grande per me, sei un grande, ciao. Sei grande, pure grosso, ciao. Grazie. Su Valigiotto, ecco, ciao, grazie. Allora, seguiteci, perché poi naturalmente Tenne, oltre all'informazione, ha anche tante rubriche e tanti programmi. Allora, Michele, facciamo parlare a Michele, perché naturalmente ci chiesto Michele, ma faccio di qualcosa, sono venuto qua, fatemi parlare ogni tanto. Prego Michele, vai. Sì, guardate, 10 telefoni, vabbè, questo ci fa piacere. Allora, prego Michele, vai. Aspetta che salutiamo, questo pensate, niente proprio di meno, sul mio telefono mi vuole salutare, voi l'avete visto, adesso impazza su tutta Rai 1, tutti i promo di Carlo Conti, lo salutiamo, è Antonio che è dalla corrida con furore. Antonio, ciao, ecco, lo salutiamo, ad Allupa. Vai Antonio, prego. Vai, puoi parlare Antonio, se no nel frattempo che arriva la televisione ci vuole 3 ore, vai. Ciao. Sentimi al telefono, cosa vuoi salutare? Prego, fallo velocemente, vai. Ciao Fabio. Sì, ciao bello, un abbraccio e forza. Soprattutto quello che mi
seguono tutti i fans che... Tutte le fans, che c'è un sacco di fans. Va bene, un abbraccio Antonio, quando ritorniamo da qualche locale ti chiamo e vieni ospite, va bene? Un abbraccio, ciao Antoniuccio, ciao. Salutiamo Antonio fatto questo promo della corrida che impazza dappertutto. Prego, Michele, scusami. Sì, no, io credo che... risponda a me. No, io non devo rispondere a nessuno, anzi oggi volevo essere... Tu fatto di Braglia. No, Braglia è un capitolo chiuso. Sapete come la penso? Per me ha fatto 2 miracoli nei 2 anni e ne stava facendo un altro, però le cose non sono andate per come dovevano andare, perché comunque sia in calciomercato lui voleva un centrale e un centrocampista, non è arrivato né il centrale né il centrocampista. Comunque, se mi fai finire, con il cuore cosentino mi augurerei che diciamo i pronostici che hai fatto tu, zio, andassero per come le hai detti, perché io da cosentino è logico, vorrei vedere il mio Cosenza minimo in B perché no, anche in Serie A. Se una società come il Frosinone porta in trasferta 15 persone e il Benevento porta in trasferta a Cosenza e stanno vincendo quasi i campionati, 200 persone al massimo. E questo per riallacciarmi a quello che diceva Padre Fedele sul tifo cosentino. Oggi voglio essere asettico però, perché dopo 7 giornate di ritorno e mancanti solo 13 giornate, si possono andare a leggere un po' i numeri, perché non siamo all'inizio del campionato, ma siamo verso la discesa. E i numeri del Cosenza che cosa dicono? 23 punti, ad oggi, è meglio che ce lo mettiamo bene in testa, saremmo retrocessi e siamo a 8 punti per quanto riguarda la zona di galleggiamento e a 7 punti per quanto riguarda i play-out. Ora, che cosa mi dicono i numeri? Che alla 7ª giornata il Cosenza ha gli stessi punti della 7ª giornata di andata. Se il trend si mantiene questo, il Cosenza farà i punti che ha fatto all'andata, 20 e 20, 40. Allora, se prima, caro zio Elio, tu mi dicevi che ci vogliono dai 46 ai 47 punti, e allora mi viene veramente grandissima preoccupazione, perché significherebbe andare a fare in 13 giornate 7 punti in più rispetto, i numeri sono questi, rispetto all'andata. Mi tremano i polsi, perché una squadra che ha viaggiato a 20 punti ed è alla 7ª con questo trend, è difficile che... Allora guarda, c'è 2 o 3 messaggi che salutiamo. Caro Fabio, un saluto a Padre Fedele, poi c'è un altro, vabbè, questi ti saluto, tanti messaggi per Padre Fedele. Sono un ex giocatore del Cosenza, sono del nord, dal primo giorno sono venuto a Cosenza, mi sono subito innamorato della città e specialmente dei suoi tifosi, che erano e sono le migliori persone che ho conosciuto. Sono da 50 anni diventato un cosentino e me ne vanto. A quanto sento dire che i giocatori non vogliono venire a Cosenza, al sud, mi fanno ridere perché non sanno quello che perdono. Non lo so chi è, non si è firmato, non lo so. Braglia ha tradito la tifoseria cosentina con i suoi silenzi, ha avallato... Bravo. Mamma mia come gridi. Molti sentono da cose. Bravo, allora. Diciamo che ha avallato il progetto di Guarascio, auguri aereo Principato Maurizio. Addrizzati i piedi a Canoche, questo, carissimi amici cosentini, al massimo il Cosenza si salverà, farà uno spareggio per andare insieme. Vabbè, questo quindi. Tanti salutano zio, Padre Fedele, Guarascio deve smettere di prenderci in giro e inizi a rispettare i tifosi che hanno fatto sacrifici economici per seguire la squadra. Elio Principato ha ragione su Braglia. Ha dimostrato un pessimo, vabbè, comunque grandissimo, vabbè, parla di Zaccheroni, Giorgi, insomma tanti messaggi, vabbè, poi lascio li leggo perché ci sono tanti. Aspetta che c'è un'altra telefonata e poi vi do la parola. Pronto? Pronto, buonasera, sono Franco Chiarello. Buonasera Franco, prego. Stasera mi sia consentito dire una cosa. Intanto saluto Padre Fedele, zio Elio e Michele. Tanti auguri zio Elio. Ti saluto. Allora voglio dire, Ciao Franco, ciao.
Auguroni anche a te, prego. Fatemi dire, perché mi assumo tutta la responsabilità di quello che sto per dire. Questi giocatori si devono vergognare. Perché? Perché non hanno avuto rispetto di noi che non abbiamo le gambe, e loro che ce l'hanno devono giocare e sudare la maglia, perché vedere quei rispetti dei giocatori che non toccano la palla e non si guardano in faccia e non si salutano, secondo me era staccato lo spogliatoio, e Bragli ha pagato perché ha fatto silenzio. Lui, da persona pulita e sincera com'era, doveva uscire fuori e dire: in questo spogliatoio non si ci può stare più. Vabbè, infatti. Guarda, la cosa bella quando c'era Padre Fedele, se tu ti ricordi... Perché noi questi sì. giocatori ci pensano che noi pallone non ne capisciamo a cos'è, e ne pigliano in giro. Vabbè, non penso. Si prendono in giro da soli. Nessuno. Si prendono in giro da soli. Se non vogliono giocare, non devono boicottare la squadra. Se scendono il contratto e se ne vanno. Va bene, grazie Franco, Grazie. ringraziamo il tuo pensiero. Allora, Padre Fedele ha vissuto negli anni belli nello spogliatoio. Aspetta un attimo, dopo la facciamo. A proposito di questo che dice la spaccatura, gli spogliatoi, lui ha avuto il rapporto negli anni belli quando c'era Giovanni Pagliuso, tu andavi negli spogliatoi, entravi, parlavi con i ragazzi. Vogliamo raccontare qualcosa del genere in quegli anni? Beh, ci sono delle cose che se si sentono dire non si capiscono. Domandate a Pastaghina. Io ogni domenica prima della partita dicevo la messa. Pastaghina, come si chiama di nome? Enzo Speziale. Vincenzo, Dicevo la messa e lui me la serviva con i calciatori. Vabbè, Dopo la messa io li caricavo dicendo quelle che noi facevamo, sì. tutte le manifestazioni, diciamo, degli ultra. Per cui c'è un rapporto molto bello. Ecco, quando io parlo degli ultra non parlo per sentito dire, ma perché l'ho vissuto queste cose. Quando abbiamo fatto lo spareggio con la Salernitana a Pescara sempre, no? Voglio 15.000 bandiere io ho cucito, o meglio Piero Romeo ha cucito, io ho preso la stoffa, eccetera. Noi ce l'abbiamo nel sangue. Allora quando io non che mi arrabbio, sono focoso, lo faccio con grande amore, ma con grande rispetto. Mi riferisco al Presidente, massimo rispetto, perché certo, io rispetto le persone, però qua siamo nel campo del gioco e dobbiamo dire le cose come stanno. Noi a questa squadra ci teniamo, e ci teniamo veramente bene. Gli ultra che mettono uno striscione in curva sud, curva Bergamino, Padre Fedele è uno di noi, vuol dire che io amo loro e loro amano me, e io conosco i loro problemi. Abbiamo fatto 2 raduni internazionali noi, carissimo Presidente, 2 raduni internazionali con tutte le tifoserie di Cosenza dell'Italia. Ma te non Abbiamo fatto delle coinvolto cose bellissime. Non ti ha mai coinvolto te il Presidente? No, vabbè, questo è un altro neo, adesso tu mi spingi, ma io le dico. Ti spiego, dico quello Perché che quando noi gli diciamo, oppure le persone vogliono avvicinarsi a lui, no? Sì. Lui li accetta, però non li fa comandare, vuole soltanto, diciamo così, altre cose. No, caro Presidente, così non si può andare. Bisogna essere una famiglia, bisogna essere insieme. Ci manca questo, mi sembra che sei troppo autoritario, ecco la parola esatta, non voglio usare altre cose, no? Io ti invito, lo dico con grande rispetto, perché ti stimo, tu hai fatto delle cose belle, però noi in Serie B non ci sei andato soltanto tu, ci sono andati principalmente gli ultra del Cosenza, perché noi ce l'abbiamo buttata questa palla dentro, noi ce l'abbiamo, non con le mani ma con lo spirito. Non te lo devi dimenticare questo. Allora i ragazzi ultra che fanno 100 chilometri o di più, vanno fino al nord, ma non 50, 70, 80, ma 700, 800. Li vogliamo rispettare questi ragazzi, sì o no? Dobbiamo fare una squadra, non possiamo andare a San Giovanni in Fiore a fare l'inizio del campionato con 7-8 giocatori. Non possiamo arrivare a dicembre che ancora siamo lì per alzare bandiera bianca. Non possiamo noi fare la riparazione come l'abbiamo fatta quest'anno. No, così no, non va. E lo dobbiamo dire, caro Presidente. Ancora siamo in tempo. Io amo il Cosenza, sempre, dovunque e comunque, anche in terza categoria. Però io voglio andare avanti, caro Presidente. Dammi rispetto tra te e per Giuseppe. Noi andiamo a Venezia, il calcolo è mio, e a Venezia non perdiamo.
poi giochiamo in casa con il Cittadella e vinciamo. 4 punti. Siamo a 4 punti. Nostradamus ha detto terremoto, la peste, Poi andiamo a cose, Chievo e perdiamo. E perdiamo, e rimaniamo a 4 punti. Sì. Poi viene la Virtus Sì. Entella e vinciamo e andiamo a 7 punti. 7 punti. È finito il campionato. Poi andiamo a Cremona Sì. e noi abbiamo Iucam. Là, vabbè, meno male. Perdiamo. Pure là, via. Poi là, e siamo dei mani massimi. Poi viene Trapani e Rominame, A 10. A 10. Tenuto Poi il viene microfono. Vasco e Rominame. Il microfono. A 13. Andiamo- 13. 13. Poi andiamo a Spezia. Se o Spezia non è per te da andare in Serie A, tu te ed è che o Monticello non pigliamo. 14. 14. No, ma quella è Spezia, Poi non giochiamo, è Empoli. poi giochiamo con il Perugia. E 3 a quando andiamo? 17. 17. Sì. Poi andiamo a Pordenone ormai ha pigliato Sì, la ovunque. calata. Avvicinate il microfono. E pigliamo un punto. 18. Capo, 18. punto, sì. Poi giochiamo con il Pisa che è l'incontro diretto. Sì, assieme A 21. Ecco qua. Poi andiamo ad Empoli e perdiamo. A tempo perdiamo. Sì. Io, E poi sempre giochiamo con l'Unione Stabile su 3 punti e su 24. E 23 quanto fa? 40. Io mi ho detto È 40. il morto che parla. Dopo 47 un altro morto- punto e su sì, 46. vabbè, A 46 secondo me Sì, lo Pisa sa. e Venezia non ci arriva. Amen. Che sospendete i campionati Amen, Cosenza e amen. Sapo, quindi state Amen. tranquilli Io ho ragazzi. fatto- Perché, Vinciamo 10 partite in casa, allora, abbiamo vinto una. sentiamo cosa ne pensa questo tifoso. Chi abbiamo Il in linea? 30. Pronto? Ma Ciao, magari. buonasera, sono Franco da Cosenza. Prego Franco, Adesso buonasera. faccio una battuta, ma la trasmissione è al lupo mangia l'aquila, perché vedo presenze strane in telefono, ma faccio una battuta, ma era bella. E te potevi pure evitare, una battuta insomma No, così e non così. scherzavo. No, ha parlato dell'acqua, le cose. no, Allora, devi no, stavo sapere, dicendo- guarda Franco, il punto qual è? Cioè, queste televisioni una volta si vedevano nei quartieri, tu giravi, le televisioni locali erano televisioni locali, si vedevano. Adesso purtroppo ci sono televisioni come questa che si vede in tutta la Calabria, In tutta ognuno, la Calabria. quindi poi a Lupa Lupa è una trasmissione sta sul Cosenza, però possono partecipare tutti, quindi nell'educazione No, è una cosa simpatica. Ecco. Rete Calabria fanno le trasmissioni del Catanzaro, ma non chiama nessuno di Cosenza. Vabbè, ma si vede che non li seguono, questa è la cosa bella che almeno vedi, ti seguono anche i tifosi del Catanzaro e questo mi fa piacere, Non come che seguono anche del Crotone, no? Della regina. Non seguono, striculiano, come diciamo Ma a non Milano. è affatto vero, non sono d'accordo con te perché vedi, molte volte ti trovi, noi purtroppo siamo qui, ti trovi a Reggio Calabria, ci sono tifosi anche del Cosenza che sono a Reggio, seguono, magari poi dialogano, oppure il tifoso della Regina che segue, senta Mimmo Toscano che chiamiamo e ci chiama. Dai, Sì, Crotone, sì, hai ragione, uno hai passa ragione. il tempo, Franco, poi la televisione è questa, Sì, sì, hai ragione, hai entriamo ragione. nelle case Scherziamo. senza bussare, purtroppo Scherziamo, la cosa andiamo strana e che mi dà fastidio che noi siamo in Calabria. Chi gestisce poi i media nazionali sono altri, noi non vediamo mai opinionisti calabresi, siciliani, oddio, qualche della Sicilia c'è, qualcuno di sta Calabria che partecipa a questi Ma tu talk sei show libero, nazionali. vedo io Della che Calabria la si accendono i televisione, riflettori no? nazionali per le cose che non Hai vanno, ragione, per hai ragione, andrangheta, hai ragione. per la malasanità, hai capito? Quindi a noi non ci calcola nessuno. Si parla così bene senza fare polemica, hai ragione. Hai ragione Sì, dai. 100%. Cosa vuoi dire? Vai, No, prego. No, volevo dire che per Padre Fedele è un emblema del Cosenza, quello che ha detto lo firmo col sangue, anche il signor Principato quello che ha detto è giusto, ha ragione, però volevo dire che la cosa strana è che nel mondo del calcio, Serie A, Serie B, quando si compra un giocatore, se non sbaglio si fanno i contratti e dicono bisogna controllarlo, come ha detto il signor Principato, quel giocatore che abbiamo preso, Schiavi, da 9 mesi, non si fanno contratti se uno non c'ha niente, se c'è la risoluzione, poi fai giocare... Ha finito i soldi. Questa è la verità. Ecco, tale, ha finito i soldi. Questo fatto però non mi hai risposto. Allora, vai, rispondi, Ma padre, le risponde, lei risponde, padre. A Devi altre cose, ma vai. vai. Uno risponde, Cinghera non Lo doveva Padre, mandare prego. via a Cinghera. No, io non, mi dai la parola? Vai, prego. Allora io mi voglio alzare adesso un pochettino più in alto, no? Ci troviamo in una situazione molto delicata per quanto riguarda questo coronavirus, ci troviamo in gravissime difficoltà per quanto riguarda il terremoto di oggi che poi si può rinnovare, ma ci troviamo in difficoltà con la gioventù di Cosenza, la gioventù piccola, 12, 13, 14 anni,
che è dedita all'alcol. Bravo. Carissimi giovani, ve lo dice uno che vi vede, perché io cammino, per esempio stasera, io mi faccio un giretto e vedo ragazzette, ragazzine, 12-13 anni, con la birra a destra e la sigaretta a sinistra. No, cari ragazzi, non vi sballate, siate orgogliosi della vostra giovinezza. E a voi mamma e papà, quando vedete che vostro figlio alle 10 non si ritira, ma volete girare come gira sto pazzo di Monaco per le strade di Cosenza? Li volete chiamare questi vostri figliuoli a 12 a 13 anni? Questo non lo dico io, lo dicono le statistiche. Cosenza è una città dove i ragazzi di 12 e 13 anni si sballano con l'alcol. Con l'alcol, attenzione carissimi giovani, siate orgogliosi della vostra giovinezza, voi vi affacciate all'orizzonte della vita, voi siete le speranze del nostro domani, vi prego, ve lo dice il nonno con la barba bianca, state tranquilli, non fumate perché poi dalla sigaretta si va all'altra cosa, poi si buca e poi si muore, ma possibile, poi c'è il gioco, ho visto l'altra volta Teresa, la vicepresidente dell'associazione Il Paradiso dei Poveri, mi ha fatto vedere un gioco che voi fate sul binario della stazione. Vi mettete sui binari della stazione per vedere quando arriva il treno se siete capaci ad allontanarvi. Ma voi capite cosa fate? O poi un altro gioco che poi fate lo sgambetto ai vostri coetanei e li fate godere con la nuca per terra e ci possono morire. Siate orgogliosi della vostra giovinezza, siete forti, voi siete le speranze del nostro domani, giovani, ve lo dico con il sangue agli occhi, come ho parlato di calcio, ma parlo di vita adesso questa sera, non potete voi, non potete distruggere la vostra vita, non lo potete fare questo, mi raccomando carissimi ragazzi, io vi amo, vi voglio bene e vi voglio ragazzi veramente impegnati nel sociale. Quanti ragazzi ultra io ho portato in Africa? Non vi dice nulla Canaletta, Sergio Crocco, che va adesso da solo a destra e a manca a fare del bene nell'Africa. Questo voi dovete fare, questo ragazzi, ecco perché lo sport è l'unica città di Cosenza che ha saputo coniugare l'amore con lo sport e con la solidarietà. Carissimo Presidente, noi siamo forti, perché noi abbiamo costruito una gioventù seria, ecco perché io mi arrabbio, perché questi ragazzi ultra che sono padri di famiglia, sono anche nonni, vanno in giro per il mondo portando il benessere di questa grande città e di questo grande benessere che è la nostra Calabria. Scusate, non vi voglio fare la predica, ma è l'ardore del mio cuore, pieno sì di pacemaker, perché c'è il pacemaker, ma lo faccio con grande ardore. Amate questa città, ma amate voi stessi, siate orgogliosi della vostra gioventù. E adesso che c'è questo pericolo del coronavirus, no, statevi tranquilli, lavatevi le mani, ma lavatevi le mani e non bevete alcol. Mi raccomando, siate prudenti, vi voglio bene e vi amo. Allora, ciao ragazzi. Allora, grazie Padre, questo è un annuncio veramente bravo, hai fatto bene a farlo questo messaggio. Ci dobbiamo fermare, mancano 2 minuti, 3 minuti alle 22, ritorniamo subito dopo. Allora un attimo soltanto, la linea della regia, fra poco. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Ed eccoci ritornati in diretta alle 22.02 con Al Lupo. Allora, ancora tanti messaggi ci sono sulla chat naturalmente di Tenne, però molti arrivano anche sul mio telefono. Comunque questo è Mario Scarlato che saluto. Fabio, va bene il 352 con Schiavi, per cortesia non deve giocare Pieri, vabbè, ognuno. Poi dobbiamo assolutamente vincere i confronti diretti, dentro e fuori casa, forza Lupi, crediamoci. Le forti e vibrate contestazioni al Presidente dovevano farla a luglio, adesso per cortesia pensiamo alla salvezza. Ma sono tanti i messaggi, poi allora prego. Non so se ricorda, io ieri Padre Fede, come ti avevo promesso l'ho fatto, ma non ho avuto risposta. Cioè ho fatto una lettera io
Anche tu una lettera a Guaraci? Se no, a Guaraci non ne Ah, che fa, la a Guaraci, Saddele, cioè, io quando lo devo dire ci dico già la faccio, come dico ai colleghi tuoi che mi hanno detto che quella partita del Frosinone, sì, una signora poveretta che voleva una bottiglina d'acqua alla tribuna numerata non l'hanno fatta entrare perché non aveva il braccialetto, e poi il braccialetto lo tenevano tutti l'amici tuoi. Allora faccio un appello, allora mi auguro che il presidente Guaraci dalle prossime partite che ci saranno in casa toglie sto fatto qua, che va lì alla tribuna, apre le porte a tutti, quindi no, ma io volevo dire di Padre Fedele, ai tempi in cui Padre Fedele è stato accusato, sì. Non so se ricordate, Striscia la Notizia è venuta a Cosenza, e Corso Mazzini mi ha intervistato dicendo a quella specie, un certo Jimmy Ghione, non lo so come si chiama, Jimmy, io stai attento, ho detto io, stai attento, perché un giorno tu pagherai di quello che stai facendo, perché Padre Fedele è innocente. Allora, tutta Italia mi telefonano amici di Milano, dei parti che a Striscia la Notizia mi avevano pigliato che avevo attaccato a Gimmione come un mafioso. Ci ho fatto una lettera, non mi hanno risposto. E hanno tolto da YouTube, hanno tolto anche l'intervista che avevano fatto. Quindi io voglio dire che, ecco, questo sono certe volte i giornalisti, questi che stanno facendo adesso al Cosenza, e una pochi colpate erano pure loro. E insomma è possibile che a un certo momento fanno le conferenze stampa e nessuno riesce a dire quello che Padre Fedele ha detto. È andato, ha fatto una conferenza stampa ultimamente il presidente Guaraci, c'erano tutti i giornalisti, ha detto a un certo punto che io vi ho fatto una squadra migliore dell'anno scorso, i giocatori sono superiori, anzi ha detto che li porta in Serie A, e di questi che nessuno ci abbia detto ma perché sta contando Guaraci, e a Trinchera e dove ha pigliate questi giocatori? E allora anche queste cose, noi purtroppo siamo dei terreni, dei terreni, caro Michele, e non è che possiamo andare noi da Guaraci. Ha fatto bene Padre Fedele, sono solidale con lui della lettera che ce l'ha fatta molto garbata, anche se lui ha risposto, e ha risposto, ti devo dire sinceramente, anche lui garbatamente, però certo. il fatto rimane qui. Allora, Guarascio caro, quest'anno hai fatto troppi errori irriparabili, perso per perso, dice in dialetto, per ripensare, mette un premio salvezza, dice. Magari questo può stimolare i giocatori. Prego Michele, vai. Sì, non l'ho detto prima, ma penso che se capita io sono pienamente d'accordo con quanto fatto da Padre Fedele, perché era quello che si doveva fare. E sono d'accordo anche con Elio quando c'è una ripartizione, no, degli errori fatti quest'anno, e chiaramente nella passata trasmissione ho parlato addirittura di tutti i colpevoli, però chiaramente ognuno ha le sue percentuali, e secondo me la percentuale maggiore non può che essere del Presidente, e così in ogni azienda che non sia calcistica ma anche qualsiasi altro tipo di azienda. No, guarda, io su questo forse do ragione anche a Elio, perché ripeto, il Presidente sicuramente, qua ancora c'è un signore che scrive, guarda, un messaggio questo voglio leggere perché, ciao Fabio, io voglio dire la mia, non ci dimentichiamo che il Presidente Guaraci, oltre che un Presidente serio, ci tiene i conti a posto. Fare calcio oggi, diciamo Luigi, che è un complotto, è difficilissimo, saluto Padre Fedele, però ripeto, Guaraci no, ha preso i giocatori, come diceva a microfoni spenti, lui di calcio non ne capisce, vabbè, non ha questa grande capacità perché è un'altra attività, si è trovato, sappiamo bene, in questa società insieme ad altri 7-8 soci, poi sono andati via, è rimasto solo lui, perché c'ha la raccolta differenziata sulla città di Cosenza, è inutile dicere, questa è la storia. Poi di calcio non ne mastica e obiettivamente si è affidato a questo direttore Spanzi, prima si era affidato a Fiore, vi ricordate, ci sono tanti direttori sportivi che sono andati via, 2, 3, 4, 5, e poi è arrivato Trinchera, secondo me, ecco, qualcuno dice, Braglia, molto probabilmente se già a giugno o a luglio tu parti per il ritiro con 10 giocatori, un problema te lo devi creare. Poi adesso
Da qui a dire che ci sono dei giocatori che non sono di categoria, molto probabilmente ha sbagliato anche Trincheri in qualcosa, anche lui dovrebbe, è inutile che dice vai in sala stampa e ti comincia la pilla, è ovvio che poi il Principato si arrabbia e ti contestano i tifosi. Allora c'è un problema, oggi chiudiamo la partita, secondo me come diceva anche Elio, mancano 13 partite, cerchiamo di uscire nei migliori modi e salviamo la categoria. Forse il grido d'allarme di Padre Fedele nei confronti di Guarascio era appunto questo, o no? Da quello che ho capito. Io credo che noi ci salveremo, no? Io credo che noi ci salveremo. La mia è una prospettiva, cioè nel prossimo futuro, quando noi rimaniamo in Serie B, io col cuore in mano. Padre, anche perché, scusa, ma una cosa la devo dire a discapito, ma tutti questi imprenditori, io leggo, no? Su questi siti, sui social, che ci sono gente che hanno proposto 8, 7, 5 milioni, 3 milioni a Guarascio. Ma dove sono? Se ci sono questi imprenditori che vogliono... Alto. Ma non come dice nella televisione ai giornali. Alto. Fabio, alto. Io conosco, perché allora che... Addirittura... 8 milioni, 10 milioni. No. Conosci, dico, fammi che aspetta. Che lo dico io. No, se tu non dici che la squadra, stiamo parlando di se tu, presidente di una società, non dichiari ufficialmente che sei sulla posizione come fa il presidente del Livorno, che voglio vendere la squadra, non si fa nessuna parte. Se tu dici che non la vendi la squadra, io non mi faccio avanti. C'è stato l'interessamento, no, l'ha detto sempre, se c'è qualcuno, ma non l'ha detto. Prego, vai. Allora, che tu dici questo e poi vengo io e tu non mi fai comandare, non ci viene più nessuno. Ma io so che ci sono persone che vogliono prendere anche la società, la vogliono prendere. E quando parlo io, parlo con significati, non posso dire questa sera Tizio, Caio e Simbrone. Ci sono. Ma vogliono entrare in società? No, vogliono proprio il Cosenza. Allora, se tu non lo vuoi dare il Cosenza, dagli la possibilità di fare metà e metà, ma comandate insieme. Ma se tu vuoi fare soltanto, io stavo dicendo Mussolini, ma non lo voglio dire questa parola, se tu vuoi fare il padrone, allora non ci siamo più. Il calcio oggi non si fa con una sola persona, perché una sola persona può sbagliare, incominciando da me. Non si possono fare 2 o 3 persone. Va bene, e allora carissimi amici, io continuo a fare il tifoso con i miei ultra, sperando che noi rimaniamo in Serie B, però quando avete la contestazione, sarà Trinchiera, sarà il presidente, sarà l'allenatore, la dovete pigliare e accettare. Guarascio, lo dovete accettare. Allora, guarda, va bene? No, carissimo, qua non trazzigo, no, fermati, perché praticamente io riconosco le cose, se no non parlavo. Dove sono imprenditori che non ma stasera te lo devo dire a te, ma che giornalista sei tu? Ma che giornalista? Stai zitto! Ma non lo devi dire. No, non te lo dico, perché non si fanno così le trattative, non si fa, mica siamo al mercato. Adesso abbiamo detto che la fiera di San Giuseppe non c'è, il Cosenza non è in fiera, va bene, ma te lo dico io, ci sono persone interessate a Cosenza Calcio, basta, poi porto da te, appena ci vengo io, vediamo se ci risponde. Appena ci vengo io, Fabio. Voglio dire queste cose, no? Aspetta un attimo, io provo a chiamare, se mi risponde vediamo se... chi ne ci sono i imprenditori. Allora, vediamo un attimino se risponde Guarascio, lo dice, guarda, sulla società c'è qualcuno. È staccato. Il cliente non è raggiungibile, però Padre Fede, ti posso dire che Guarascio, io ho avuto modo di parlarci la scorsa settimana, poi Fabio, non mi è arrivata mai nessuna offerta di nessuno. Cioè, io leggo sulla stampa che c'è qualcuno che vuole il Cosenza, mi hanno offerto 8 milioni. Dove so? Cioè, io questo dice, siccome parlo perché io ho avuto modo di parlare con Guarascio, mi ha detto, io non ho avuto mai. Ma parlare con me che io ho parlato, leggo sui social, ha detto, e leggo sui giornali, tutti questi che proprio mettono soldi che vanno a Cosenza. Ma di fatto non c'è niente. Io ti dico una cosa, Padre Fede, se io devo comprare vado lì da un presidente, da un'azienda, mi siedo, dice guarda, non perché chiamo a Fabio di poi fa dillo al lupo che mi voglio comprare cos'è, ma che ti fa pubblicità? Questo è stato negli anni. Tutti questi imprenditori dove sono? Se ci sono si facessero avanti o no? Ma voi deve dire però alla tua trasmissione.
Non lo so. No, E allora cambia discorso, per favore, cambia discorso, non si fanno qua stasera, parliamo di calcio. Ha scritto qua, ha scritto dove sono sti imprenditori. È nata voto, volevamo dire qua, Fabio. No, E allora cambia discorso, lo devono dire cambia voi. discorso. Guardano un po'. Vabbè, andiamo, Vabbè, c'hai ragione tu, dai, c'hai ragione tu. Tieni ragione perché... Ma se io sono proprietario di una società e non dico ufficialmente che la voglio vendere, nessuno si fa avanti. Se non ci sono, come non ci sono? Ci sono. Ci sono. Anche perché dobbiamo considerare che al momento siamo in Serie B e in Serie B sei molto appetibile. Non sei la Serie C dove fai i salti mortali per trovare qualcosa. Li conoscete, li conosci uno è quello che a me... No, non ne fanno uno. Non ne facevano uno. A ne parlare con Guarasci, non ma con Guarasci quando vanno dicono sì, ma vieni, ma mi devi fare... Ti faccio fare lo sponsor, non che ti faccio entrare in società. E ci sono che ha fatto un sponsor al Crotone, era andato prima da Guarasci. Dice vieni, dammi i soldi e fa lo sponsor. Che sponsor? Che sponsor? Per mi dà un abbonamento dalla tribuna. Questo ci ha dato a tutti quelli che mettono esposta che volevano una quota della società, uno mette 50.000 euro, uno che ce ne mette 200 però a quota no. Non lo so se ma posso venire per dire la mia pure. Uno sponsor è uno sponsor, e entrare in quote societarie è un altro, non puoi entrare in una quota societaria, bisogna vedere quanto vale questa società, quello che vale, non è che è una questione. Perciò è questo è tutto. Comunque, allora Michele, prego. Non mi faccio dare già a Padre Fedele. No, io... Non mi fa ragione. Noi abbiamo una certa età che siamo qua. Addirittura sono completamente in linea. 82 e 83, e casa di facciata già, pagate voi. E 25, fate fermi per la vergogna di dire che siamo uguali. No, abbiamo la stessa età. Scaramanzini. Abbiamo, tocca. Allora sono d'accordo con Padre Fedele, quando il Cosenza perde non dormo la notte, questo non so chi è, vabbè, li salutiamo. Ciao Fabio, il calcio è istituzione, programmazione e investimento, purtroppo a Cosenza chi gestisce non ha significato di questa idea. Buonasera, saluto a tutti. Cosenza è una città di serie. Caro Fabio, per fare quadrare i conti tante volte bisogna valorizzare i giovani, infatti è vero, anche i giovani, lui su questo gliel'ho detto anch'io, lui non ha un giocatore suo in 8 anni. Su Evo un po' no, ma la sapete su Evo o meno, voglio dire, questa è una mancanza perché in 7-8 anni non è uscito un giovane dal settore giovanile, quasi deve interrogare, ma la colpa è sua o di chi naturalmente lì che gestisce questo, e allora vedi che poi allora, ma è sempre sua perché probabilmente non hai messo la persona valida a gestire quel settore, la colpa è sempre dalla testa, è così, chi sbaglia poi paga. Io sono completamente d'accordo con quanto ha detto prima Padre Fedele, assolutamente, è logico, nel mio cuore ho la speranza, no? Che possiamo fare non i punti che ha detto zio Elio, di più, perché sono tifoso e sarebbe veramente tragico per un tifoso retrocedere in Serie C, in un anno dove dalla C sale la Regina e a quanto pare dalle telefonate che ci fanno quelli di Catanzaro loro sperano addirittura nei playoff, sarebbe proprio girare dentro Cosenza da incappucciati, con un cappuccio, poi non parlare di calcio per altri 10 anni, considerando che sembra che sia quasi salito il Palermo, quindi ti ritrovi in una serie che non la voglio proprio immaginare. E allora sì, dobbiamo unirci, fare un unico fronte, però anche il Presidente deve fare in modo di riuscire a salvare questa categoria, invertendo però un trend che purtroppo ci dice numericamente che è un miracolo quello che dobbiamo andare a fare. Vabbè, allora Padre Fedele, prego. Questo miracolo io credo che si possa fare. Io non faccio nessun appello alla tifoseria perché sono convinto che i ragazzi ultra continueranno con me a tifare più di prima, come prima, sempre, dovunque e comunque, no? Perché c'è il Cosenza che l'abbiamo nel cuore e spero che noi rimaniamo in Serie B. Per cui il mio discorso è per il futuro è se noi arriviamo a restare in Serie B e incominciamo per esempio a luglio la preparazione come abbiamo fatto l'anno scorso, veramente poi mi tolgo il cordone, Mucaccio, guarda, Mucaccio sto cordone.
Che fa? San Francesco. Di calcio cordone? Di calcio cordone e poi seguirà quella che sa. Viene a cordone. Faccio qualche cosa più forte ancora, no? Mannaggia te, mannaggia. Va bene, allora io mi rivolgo di nuovo con grande rispetto ma con grande forza. Non è che devo dire ai ragazzi stringiamoci attorno alla squadra, perché questo lo faremo senz'altro, ma dico al Presidente di inventare qualche cosa, per esempio di diminuire il prezzo dei biglietti, per esempio, no? È già una grande cosa, perché il Cosenza più gente c'è al campo e più trascineremo questo benedetto pallone nella rete avversaria. Detto questo, io vi auguro un mondo di bene, ritorno a quello che vi ho detto, specialmente in questo periodo molto delicato, rivolgendomi ai giovani. Lo ripeto ancora una volta e vi chiedo scusa, carissima ragazza, in questa trasmissione se io prendo la veste del missionario. Oggi abbiamo bisogno di una gioventù bella, buona, sincera, pulita dentro. E a voi giovani, lo so che stasera non mi ascoltate perché forse state dormendo, Ma che i vostri chi genitori che vi seguono vi diranno che io vi amo e io vi seguo e vorrei che voi camminaste sulla retta strada, veramente. Cari giovani, amate la vostra giovinezza, amate la vostra vita, siate orgogliosi della vostra famiglia, amate i vostri genitori, amate questa città e rifugite dalle devianze, fumo, droga. Io volevo aprire, quando ero all'Oasi Francescana che mi hanno derubato, un night club con questi 3 slogan: fiori contro fumo, acqua contro alcol e fiori. No, aspetta. Che te vino? Io no, c'è il tuo vino, padre Fedele. Fiori. La vecchiaia, e ballo contro la sballo. vecchiaia, Fumo contro, fiori contro fumo, acqua contro alcol e ballo contro sballo. tu avevi fatto lì all'Oasi Francescana anche E avevo la fatto discoteca, questo night francescano. che poi ti è costato caro sto night francescano. Vabbè, mi è costato caro, sono orgoglioso di essere. Però visto, dicevano che c'hanno questi filmini a luce rossa che giravano. No, lasciamo ma non l'ho stare visto queste questi cosi qua. Siamo orgogliosi perché io seguo Gesù Cristo, Fabio. Meno male, vedi. Tu quando guardi Gesù Cristo, il divino maestro che mi ha insegnato tante cose, beati voi, quando vi insulteranno, vi condurranno nei tribunali e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi. Godete ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Questo mi ha detto Gesù Cristo e questo io seguo. Però padre, D'accordo? ti manca sta messa, io mi rivolgo Lascia a stare. non lei, chissà, non Lascia stare questo cosa, non lo possiamo fare. Non lo possiamo, vabbè. Allora c'è un altro messaggio che volevo leggervi. Il Guarascio c'entra per quello che decide di investire, ma il Cittadella Docet sono anni che spende meno del Cosenza, ha giocato i playoff ed è sempre su, quindi naturalmente questo dice che il bluff è Trinchera, dice la colpa a Trinchera. Il responsabile numero 1. Ancora non capiamo anche la questione del direttore generale, un mistero, vabbè questo qua, il direttore generale, non si, come si chiamava quello lì di Agri era? Come si chiama il direttore? Petrone. Allora, altre telefonate, sentiamo chi abbiamo in linea. Pronto? Non sa, ha fatto fuori Trinchera. Buonasera, siamo in diretta, chi sei? Non prepariamo niente noi, nemmeno il caffè, chi sei? Vorremmo fare una domanda a Padre Fedele. Prego, domanda per Padre Fedele, prego. Vorremmo sapere se questa lettera al nostro Presidente è servita a qualcosa. Allora, ti chiedono questi ragazzi, se questa lettera... Va bene, grazie per la telefonata, questa lettera che ho fatto al Presidente secondo te è servita a qualcosa? Non lo so neanche io, vediamo nel prossimo futuro come reagirà. È una lettera molto focosa, molto rispettosa, molto sentita, da tifoso, ecco. Spero che venga recepita. Certo. Allora, altre telefonate, sentiamo che abbiamo, facciamo questo rush finale con tanti messaggi, però purtroppo non posso leggerli tutti. Chi abbiamo in linea, pronto? Buonasera Fabio, sono Natalino Bosco. Natalino, buonasera, benvenuto in diretta, prego.
Volevo salutare a Padre Fedele, il grande Padre Fedele, il grande zio Elio Principato. Dice c'è a Natalino che non Sì, mettesse vabbè, più dopo. per un fatto del terremoto, perché ha detto che fa un'altra volta, non lo deve vedere più, fa Natalino. Che io sono Che cosa vuole superstizioso. sì? Ha detto che tu non lo so, avevi pronosticato ma c'è un terremoto, non lo so che debbo, dice un dì che fa un terremoto, non lo so che sta dicendo. Sono studi. Sono L'avevo detto, l'avevo già ieri sera con quel cielo rosso, già avevo detto una mezza cosa. Comunque, Va lasciamo bene, dai, stare. lasciamo stare. Parliamo di calcio, zio, Prego, che vuoi dire, vai. Che voglio dire? Che siamo alle solite. La colpa è sempre uno. La dirigenza, il presidente. Sì. Se la squadra non si fa ad agosto, Fabio, è inutile. Chi viene, può venire pure il miglior mister al mondo, ma i Sai giocatori che non questi Allegri che sarà contento, zio Elio, sto fatti i sarri che diciamo... Ma pure se venisse Allegri con A questi me può venire giocatori, chiunque, può Fabio, venire, però Sì, non tante cose, accetto. tante speranze non abbiamo. Come abbiamo giocato con Frosinone, sembrava una squadra di scapoli ammogliati, senza grinta, senza niente. Speriamo Voglio bene, dire, dai Natali, speriamo ancora il campionato è lungo, dai, si il può campionato è rimediare. lungo, 14 partite, Fabio, Quindi, non è vedi, tanto lungo. o 13 o voglio 14 partite, sono insomma, 13 partite ci sono ancora tutte dentro, dai. Dobbiamo Vabbè, ma avere possiamo fiducia. sperare ci vuole la fiducia, noi l'abbiamo sempre fino all'ultima partita, Certo, però certo. dobbiamo, se giochiamo come abbiamo giocato con Frosinone non abbiamo tante speranze. Vabbè, Speriamo che lo capiscono. grazie Vabbè, per la telefonata, un un abbraccio. bacione grande, ciao Elio, ciao Padre Fede. Ciao Padre Fede. Allora, ragazzi, siamo quasi in chiusura, dai, allora vediamo di fare un riepilogo, prego, Elio Principato, poi se riesco a leggere, vai. Io Cosa vuoi dire, vai? fino adesso fino a 5-6 scommesse l'ho fatte. Io sono convinto di quello che ho detto. Se è come dico io, ci vedremo qui e brinderemo. Se non è come dico io, vuol dire che a un certo momento andremo in Serie C. E state tranquillo, Padre Fede, che se andiamo in Serie C, Guadascio si piglia dei 2.500.000 di paracaduto e dice arrivederci. Questo ti dice zio Elio. Cioè Allora, se noi rimaniamo in Serie B, stai tranquillo che la società non la darà mai a nessuno, mai a nessuno. Se invece noi dovessimo non malacuratamente scendere in Serie C, Guarascio dirà, i tifosi mi hanno detto che non lo volevano, trovatevi un altro presidente e se ne andrà. Io ho questa vaga impressione. Vabbè, Padre Fedele, prego, cosa vuoi aggiungere? Io credo che noi non scenderemo in Serie C, non lo voglio neanche minimamente supporre oppure fare questo, per me è un cattivo pensiero. Io quello che ho detto lo dico per il futuro e spero che Guarascio mantenga la parola e si prenda determinati personaggi che lo possano aiutare. Da solo non ce la farà. Prego Michele, velocemente, siamo in Sì, chiusura. io spero non solo che Colascio riveda alcune situazioni, ma anche che Pillon riveda alcune situazioni. Anche in conferenza stampa tu c'eri, Sì. è sembrato che abbia detto Si proprio è questo accorto qua, anche lui sì, di qualche che cosa qualcosa non va, è inutile che noi Certo. tifosi andiamo a dire, adesso c'è lui, speriamo che mette mano e propone questo rush di 13 partite al meglio possibile, perché dobbiamo fare punti Vabbè. ovunque. Ok, grazie ragazzi, sono le 22:26, da qui a poco c'è il TG10 in diretta, quindi praticamente gli ultimi aggiornamenti anche sul coronavirus in Calabria e sulla scossa di terremoto, quindi da qui subito dopo la pubblicità c'è il TG10. Io ringrazio e saluto tutti voi per la cortese attenzione, però un abbraccio a voi che avete inviato tantissimi messaggi, purtroppo non riesco a leggerli tutti, ma un abbraccio a tutti voi, veramente al lupo ritorna lunedì prossimo, grazie a Michele Ceraso, Grazie grazie a a te. Padre Fedele Bisceglie, grazie a Elio Principato, ringraziamento a Roberto De Luca e Francesco Tito nella regia, Alessandro, lo salutiamo a tutti voi, la linea ritorna al nostro Giuseppe Costanzo, la regia centrale, da parte mia è tutto, una felice notte, ciao.